Euroregione News. CAB, laboratorio di competitività transfrontaliera. Il progetto Interreg Italia-Slovenia CAB, acceleratore di imprese transfrontaliero italo-sloveno, è un'iniziativa biennale promossa da Friuli Innovazione insieme all'acceleratore di impresa sloveno ABC. Del consorzio fanno parte anche le università di Trieste, Venezia, Capodistria, la Camera di Commercio slovena e due PMI innovative, il gruppo italiano Euris e lo sloveno Smartcom. Obiettivo di CAB è il rafforzamento della competitività nelle aree transfrontaliere del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia. Durante i primi 3 mesi del programma 6 piccole e medie imprese, 5 slovene e una italiana e 15 start-up hanno sviluppato le proprie competenze imprenditoriali presso l'ABC di Lubiana ed ora perfezionano le abilità marketing nella sede di Friuli Innovazione a Udine. Nell'ambito di questa fase è stato organizzato un laboratorio sugli aspetti culturali del fare business in Italia e in Slovenia, di cui ha fatto parte integrante una recente conferenza con la partecipazione della project leader di Friuli Innovazione Claudia Baracchini, di docenti dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con le testimonianze della startup slovena in Italia Tomappo e della PMI italiana in Slovenia Canova. Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione. Siamo in una regione che può utilizzare e sfruttare le relazioni con altri paesi limitrofi come l'Austria, la Slovenia e la Croazia, e che possono dare una spinta perché consentono, come abbiamo visto con il progetto CAB, di ragionare in termini di impresa, in termini moderni e internazionali. Del resto, in un'area geografica abbastanza ristretta sono presenti le 3 principali culture europee, quindi quella latino-mediterranea, quella tedesco-anglosassone e quella del centro-est Europa, e questo è un valore per chi fa impresa e vuole cominciare dal mercato domestico. Per me domestico significa europeo. Euroregione News.